Il capitano Fabio Bossa, il centrocampista Vito Lupo e il bomber Calogero Lapiana faranno ancora parte della rosa della Pro Favara che affronterà nella stagione calcistica 2023-2024 il campionato di eccellenza Girone A. Sono queste le prime riconferme in casa gialloblu che seguono quelle del direttore sportivo Tino Longo e dell'allenatore Gaetano Catalano. Bossa, Lupo e Lapiana sono giocatori di grande spessore di categoria superiore che hanno ben figurato nel campionato appena concluso dove in molti casi sono stati veramente determinanti. Fabio Bossa, classe 1998 messinese, possiede una visione di gioco che pochi hanno. Il giovane centrocampista ha militato anche in Serie C e in Serie D con la squadra della sua città d'origine. Sarà il terzo anno con la Pro Favara, di cui è capitano e sicuro punto di riferimento per i compagni. Vito Lupo, classe 1990, nato a Palermo, centrocampista di provata qualità, sostanza ed esperienza, una carriera svoltasi sui campi di Serie D ed eccellenza con oltre 300 presenze. È arrivato alla Pro Favara dalla Mazzarese lo scorso dicembre durante la sessione di mercato invernale e si è fatto subito apprezzare per le sue indubbie qualità. Calogero Lapiana, nato a Palermo, classe 1997, gioca prevalentemente in avanti e a sinistra con estro e fantasia. È approdato alla Pro Favara la scorsa estate dal Paternò. Lapiana è stato il miglior marcatore della squadra nella passata stagione con un totale di 14 reti. Per la prossima stagione la dirigenza della Pro Favara non ha nascosto le proprie intenzioni di puntare a vincere il campionato di eccellenza ed approdare in Serie D, per cui sta preparando una grande rosa di giocatori con l'imminente arrivo di nuove leve per rafforzare un organico già forte.